Tanta felicità, allora. Vediamo di analizzarla bene e spiegarla. Cominciamo con Eugenio Benetazzo per vedere anche un po' nella panoramica generale internazionale come si configura questa azione, come la vede. Il ciclo economico planetario è in fase di rallentamento o addirittura in alcuni casi, a seconda di come vengono analizzati i parametri, addirittura in deterioramento a causa di focolai infezioni che stanno emergendo in alcune macro aree geografiche come l'Asia per le vicissitudini cinesi o il Sud America per la recessione brasiliana. Di cui si parla pochissimo comunque, sembra che non tocchi l'economia questo. E purtroppo toccano perché hanno un riverbero non indifferente su players planetari che poi vanno ad impattare anche sull'economia europea. Di recente abbiamo avuto modo di vedere come diventerà durante il corso dell'anno una tematica particolarmente critica l'esposizione che hanno le banche tedesche nei confronti delle aziende che esportano in Asia, e se dovesse peggiorare il clima in Cina sappiamo che ci sarà un'onda di ritorno inaspettata che andrà a colpire tutto il settore bancario istituzionale tedesco e poi con le ovvie conseguenze di rimando anche alla stabilità finanziaria e bancaria all'interno dell'Unione Europea. Gli interventi che sono stati fatti alla fine della settimana scorsa, che hanno in parte un po' sorpreso le comunità finanziarie e anche gli operatori istituzionali, sono riconducibili a due sostanzialmente priorità. La prima, che è quella di sgravare gli istituti di credito dai costi diretti di raccolta. Che cosa significa? Sappiamo che le banche per poter prestare denaro hanno bisogno di raccogliere prestiti o capitale di rischio o capitale ibrido, quindi o emettono obbligazioni o si rendono particolarmente frizzanti, dinamici nel proporsi sul mercato e quindi attirare nuove liquidità sotto forma di depositi, oppure intraprendono la strada dell'aumento di capital proprio attraverso emissioni di azioni. Se le andiamo ad analizzare nello specifico ci rendiamo conto che in questo momento qui nessuno andrebbe a sottoscrivere aumenti di capitale sociale da parte di operatori bancari, in particolar modo in Italia e anche a cascata in Europa. Secondo, obbligazioni. Chi è che va adesso in questo momento qui a sottoscrivere obbligazioni magari subordinate, che sono quelle più facilmente gestibili, sapendo che è in corsa il bail-in? E terzo, chi è che si rende disponibile a tenere sotto forma di giacenze a prima vista, quindi liquidità bancarie, elevate consistenze sotto forma di depositi bancari, sempre causa bail-in. Quindi l'operazione che è stata messa in atto dall'autorità di vigilanza europea è quella di creare un strumento che consenta alle banche nei prossimi trimestri di poter emettere obbligazioni anche subordinate, sapendo che queste obbligazioni non dovranno poi essere assorbite dal mercato retail, ma potranno essere fagocitate direttamente dalla banca centrale, visto che ne avrà mandato. In questo modo creano le situazioni per una maggior facilità di tutte le procedure di lending, cioè di prestito nei confronti del tessuto, del territorio o delle piccole e medie imprese, a seconda poi dei bonus o dei benefit che gli verranno riconosciuti. Anche nel nostro caso, al pari dell'Asia, è in corso una grande scommessa, cioè sappiamo che è da più di un anno che si sta provando a rivitalizzare l'economia attraverso grandi manovre di accomodamento monetario, ma i risultati sono particolarmente deludenti. Il fatto che le proiezioni da qui a 2 anni rimettano in discussione l'integrità e l'abbrivio della crescita economica in Unione Europea pone inquietanti interrogativi per la sostenibilità finanziaria di alcune poste che conosciamo tutti quanti, dovranno andare a colpire la fiscalità diffusa nei prossimi anni, quindi da una parte il welfare e dall'altra le pensioni. Allora, dopo questi due aspetti dobbiamo affrontarli meglio insieme, ma vediamo anche con l'aspetto politico congiuntamente. Riprendiamo la questione, quindi
dovrebbero però in qualche modo intanto, visto questo intento appalesato a tutti i livelli, aiutare le imprese o no? Che cosa vi risulta? Ma diciamo le intenzioni di massima sono queste o quelle annunciate, però dagli annunci alle questioni pratiche poi insomma ci sono alcune cose di mezzo, che sono quelle diciamo di alcune questioni particolari che sono le regole di accesso al credito. Noi abbiamo Basilea 3, oggi come oggi se andiamo a fare una mappatura di quello che è diciamo, la situazione economica, di patrimonializzazione delle nostre imprese, vediamo che più o meno il 50% delle nostre imprese sono in sofferenza, non sono bancabili, cioè non hanno possibilità di essere, diciamo così, avere un accesso al credito perché hanno un rating che non è a posto. Cosa vuol dire? Che noi possiamo sì mettere nel circuito bancario fiumi e quantità di soldi, però se poi diciamo, non cambia il sistema, cioè Basilea 3, che è quella che ti mette i paletti per erogare il credito, noi come imprese non ne arriveremo mai ad averlo. Il problema è questo qui, ci vorrebbe una sospensione, secondo il mio punto di vista e non solo il mio, di Basilea per almeno diciamo, un periodo, cioè dare la possibilità, valutando con altri diciamo, strumenti e altri mezzi, quelle imprese che per motivi diciamo, inerenti a questioni non contingenti al mercato, per cui non diciamo, dati dalla struttura propria, che sono in sofferenza ma che potrebbero essere sicuramente con un'iniezione di liquidità rimettersi in moto. Questo ci vorrebbe, noi potremmo avere strumenti di valutazione di questo, ad esempio utilizzando le camere di commercio oppure utilizzando, non so, enti regionali da questo punto di vista. E sarebbero credibili e affidabili, perché la paura poi delle banche è quella sempre di questo qui, perché allora le banche possono avere più soldi, no? Cioè dobbiamo cominciare a ragionare in questa ottica. Sì, noi mettiamo più soldi perché diciamo ce l'abbiano poi le famiglie e le imprese, perché questo poi rimette in moto, insomma questo è facile da capire anche per chi non è addentro alle questioni economiche. Però se poi chi va a chiedere i soldi non ha le condizioni per poterle avere, è come dire, ok, le banche hanno messo tutta una serie di allarmi attorno, arriva l'Orin che ha bisogno di questi soldi, però appena si avvicina alla banca suonano tutti gli allarmi, non posso entrare. E questa è la questione. Basilea, cioè, da una parte sì, aumentiamo il flusso di denaro nel sistema, però abbiamo sempre diciamo, una rigidità assoluta da questo punto di vista. Non a caso anche c'è un'altra norma che entrerà al 31 di marzo, quella andiamo a recepire una normativa europea del 2014 che riguarderà ad esempio i mutui dal punto di vista ipotecario, per cui lì ancora le banche saranno ancora più... E torniamo indietro con quella. Sì, le banche faranno ancora più fatica a dare i soldi, perché noi dobbiamo capire che il nostro sistema bancario ha una sofferenza non da poco, non trascurabile. 200 miliardi. 300, qualcuno parla anche di qualcosina di più. Sono sofferenze. Poi sono i crediti deteriorati che siamo quasi il doppio. Cioè quasi 397 miliardi. Bravissimo. Cioè, qual è il problema? Scusa se la interrompo. Prego. Che la differenza è molto sottile. Io banca decido se è sofferenza, o meglio, io banca decido se è sofferenza o credito deteriorato. Se la porto a sofferenza. Stavo proprio dicendo questo. Il filo è sottile. E chi ha il controllo sulle banche fino al 31/12/2015 era la nostra Banca d'Italia, certo. Che è fatta da banche e che bisogna vedere i controlli come li hanno fatti, no? Però c'era anche la Consob che doveva sorvegliare. Bravissimo. Infatti, cosa ha fatto la Consob? Zero. Se ne è lavata le mani. Se ne è lavata le mani, che è diverso. Perché? Tra l'altro i primi mesi 2016 sono già partite dalla BCE, perché adesso è la BCE che controlla le banche. Adesso è la BCE. 4 richieste, o 6 o 4 richieste Unicredit, Banca di Lodi, Banco Popolare, altri 2 o 3, Carige, bravissimo. E dove dico, mi rifate vedere questi numeri, è un'informativa, gli hanno dato il questionario. Perché adesso la diversità è vedere dove ci sono gli errori, per cui se tutte quei crediti deteriorati, metà sono sofferenze, è un disastro. Con questa manovra Draghi ha voluto ridurre le sofferenze, perché con questa quantitative easing da 60 a 80 miliardi, eccetera, ma quanto lo riduce? Da 200 a 130 milioni, cioè lo riduce per 70. E questo però... ma è una cosa parziale, che non risolve il problema. Mi permetto di dirlo, fa parte sicuramente un bel bazooka, che spara salve. Sì, esatto, una bella boccata di ossigeno. Infatti quello che bisogna spiegare bene forse o non è una boccata d'ossigeno, quindi vista dalle banche e vista anche dai cittadini, perché altrimenti non si capisce proprio. Dal punto di vista finanziario sicuramente lo è, e questo fa parte di quegli ingredienti di politica monetaria che Draghi ha scuscito dalla propria
tasca, ma se a questo non aggiungiamo altre politiche economiche comunitarie, politiche fiscali, politiche agricole, eccetera, si resta... Quello che al contrario diceva Benetazzo, che cioè, rischiamo. La politica monetaria è solo un aspetto di altre politiche che, se non vanno di pari passo, creeranno soltanto sottosviluppo e tensione sui mercati. Il problema qual è? Che noi l'abbiamo affrontato in diverse occasioni, anche in diversi simposi e convegni, che va benissimo dare liquidità alle banche. Il problema è la governance delle banche. Al di là che ci siano, come diceva prima il collega, dei monitoraggi ormai giornalieri della BCE su alcune banche particolari, cioè vengono guardate a vista, no? Come se ci fosse il sospetto che dal momento all'altro saltino all'aria. E creano allarme sociale. E creano allarme sociale perché chiaramente i correntisti, eccetera. L'aver per esempio permesso, e questo lo dico con molta onestà a tutti i partiti politici, di far entrare una direttiva che è il bail-in in Italia senza un minimo di dibattito, non dico parlamentare, ma anche, non so, chiedere ai cittadini, a me dategli il tempo, no? Esatto. Cioè a sto punto allora gli azionisti non hanno soldi, gli obbligazionisti ancora peggio, chi va sotto? I correntisti. Il problema è fondamentale perché nel momento in cui, e questa è la misura di Draghi, dice a voi banche do un po' di liquidità, se voi fate prestiti do liquidità. Il problema è che nel momento in cui c'è un divario, un gap tra il deposito che non verrà più fatto e il prestito che tu dai, si crea uno sbilanciamento tale che evidentemente c'è una inaffidabilità sul piano bancario di quell'istituto. Tutto questo alla fine cosa crea? Crea problemi sociali perché la gente non avrà effettivamente il credito, il prestito che lui si aspettava, e la nostra preoccupazione, visto che siamo in terra veneta e in terra del nord-est, è che l'ossatura portante di questa regione è fatta da piccole e medie imprese, non da grosse aziende, per cui anche la leva finanziaria di Draghi sulle corporation, cioè la possibilità di finanziare anche i bond delle grosse società, fa ridere a noi fa ridere perché andrà a finanziare, guarda caso, non l'Italia che è fatta, ripeto, a parte grossi gruppi di piccole e medie imprese, andrà a finanziare chi? La Francia, la Germania e altri paesi che hanno questa possibilità. Esatto. Quindi onestamente se uno guarda con la lente di ingrandimento queste misure, le vede sì sicuramente un'iniezione di fiducia, di possibilità di rilancio, ma dal punto di vista della ripresa io non la vedo. Questo è il problema fondamentale e chi è preoccupato in questo momento, e noi abbiamo proprio vicino la Popolare di Vicenza, la Veneto Banca, sono disperati. Quando io leggo sui giornali, al di là di quello che ha detto giustamente Cappelleri, procuratore della Repubblica di Vicenza, che ha detto ci sono tutti i reati possibili, aggiotaggio, truffa, falso in bilancio, cioè non c'è niente che possa essere, no? Ecco. Allora, quando ci sono questi già ti mette paura e qualche giorno dopo vedi che sono usciti con liquidazioni faraoniche, i vertici, cioè le punte apicali della banca, compreso, mi dispiace dirlo, il vignaiolo prestato alla finanza, cioè il signor Zonini, che se ne esce con 1,5 milioni di privilegi da liquidazione, quando sarebbe stato anche onesto e legittimo dire ai signori del CDA, piuttosto che ai vertici, signori, questi soldi lasciateli qua, iniziamo ad aiutare un po' i risparmiatori e poi vediamo. Questo non è successo e questa è la realtà. Andremo avanti così con altri istituti. Io vorrei dire una cosa perché poi dopo sentiamo anche... cerco di essere breve. Ha detto un po' di cose che bisogna poi alcune cose addentrarsi. Intanto, per ultima, effettivamente consigli di amministrazione strapagati in una situazione di dissesto di una banca, ma come di una società, è distrazione. Distrazione vuol dire che vado in penale io, amministratore. Io sapendo non ho capito. Le difficoltà dell'azienda. Sì, esatto. Io che so la società SRL che fattura 2 milioni di euro, mi arriva un curatore e mi fa distrazione e mi mette in penale. Esatto. Questi che possono fare. Ecco, girano perché a questo punto non prestano, girano i nostri soldi, un bene comune. No, devono buttare via le chiavi, perché non c'è altra soluzione. In Italia mi sembra che più si va in alto e più se la scapolano. Quelli che stanno in basso li affondano. Allora qua c'è qualcosa che non torna, o due l'una. La seconda discorso del bail-in, che parliamo in italiano, salvataggio interno e esterno. Il salvataggio esterno fatto dalla banca, dallo Stato italiano, parlo di Italia, non era più possibile, perché lo Stato italiano, se salta qualche banca, non è in grado di salvare nulla.
Lo stesso vale per il fondo europeo che hanno fatto per il salvataggio delle banche europee dal 2016. Ha come fondo neanche un 10% di tutte le sofferenze. Cioè se salta una banca, che può essere la Deutsche Bank, che ha tre volte il PIL di sofferenze, salta tutto. Per cui dico, qua ci stiamo prendendo in giro, questa è la verità fondamentale. No, ci stiamo prendendo in giro. Allora, il problema è che, stavo finendo prima, adesso mi è scappato, e l'unico modo, tra l'altro il discorso questo volevo dire, perché devono sapere i cittadini, i 100.000 euro famosi dei correntisti che vengono salvati, nel caso è solo sulla carta, è solo una questione giuridica. Ma se io ho 100.000 euro e salta una della banca, non si paga niente. Bravo. Eventualmente il fondo che ha 10%, perché se il 10% del fondo ti dà 10.000. Per cui tu non li vedi più. Queste cose però nessuno le ha dette. La politica infatti, non le ha dette, ma da nessuna parte. Ma non le possono dire. Allora voglio dire, prima di accettare il bail-in senza un minimo, cioè la possibilità di fare un minimo di discussione anche pubblica, cioè abbiamo fatto tante discussioni sulle unioni civili importantissime, ma su questo tema che riguarda la gran parte dei cittadini italiani, che interessano tutti giustamente, non si è fatto un minimo di discussione parlamentare ed è veramente una vergogna. Poi dirò dove salvarsi, tasche dei cittadini. Io ho una ricetta, ma non è mia, si studia e si vede anche dal punto di vista finanziario. Forse per salvare un po' le banche potrebbe entrare in campo, e tutti lo dicono, la Cassa Depositi e Prestiti. Punto, con tutta una serie di dubbi e di possibilità, però effettivamente è l'unica via italiana, perché attenzione, col fatto che le popolari sono diventate delle SPA e quindi le azioni girano tutto il mondo, noi ci possiamo trovare in casa la Popolare di Vicenza piuttosto che Veneto Banca o altre banche popolari, lo straniero che naturalmente degli interessi del territorio se ne fa un baffo. Adesso torniamo su questo tema, dopo anche a voi politici, perché avete avuto diverse provocazioni.